Che in questa cartina vediamo il quartiere ellenistico romano, appunto viene chiamato ellenistico perché prima fu fondato dai greci, poi in successione venne fondato anche dai romani, quindi vennero a abitare qui i romani. Per questo prende il nome di quartiere ellenistico romano. Come potete notare alla cartina è delimitato da due fiumi, Ipsas e Akragas, dove appunto in questa confluenza si insediarono i primi abitanti che, come sapete, gli abitanti anche in precedenza si stabilivano nella parte dove c'era l'acqua. Questo di qua, come possiamo vedere, è la casa del peristilio. La casa del peristilio è un ampio cortile circondato da colonnato. Si chiamava peristilio perché queste colonne venivano chiamate stiles. All'interno vi è una vasca centrale, ai tempi era piena di pesci e di piante acquatiche. Ora comunque il giardino è stato ricreato con la piantumazione di alberi. Poi questo di qua è il corridoio e queste qui sono le varie stanze. È il quartiere ellenistico romano, uno dei tesori della Valle dei Templi, edificato tra l'età greca e l'età augustea, visitabile fino a domani grazie a ciceroni d'eccezione, gli studenti delle scuole agrigentine che sono state coinvolte nella 22esima edizione delle giornate FAI di primavera. I ragazzi sono entusiasti di avere il modo di conoscere queste nuove realtà e questi nuovi luoghi che non hanno avuto mai modo di apprezzare, di conoscere e valorizzare, essere valorizzati. E speriamo che la passione e la curiosità, ecco, che hanno avuto in questa occasione riescano a trasmetterla anche ai visitatori, ai compagni che vengono a trovarci. Che esperienza è questa? Ti sta piacendo? Vabbè sì, certo, è una bella esperienza sia dal punto di vista culturale, perché uno bene o male sa le opere che ci sono qui ad Agrigento, quindi diciamo si può fare anche una cultura maggiore. È un'esperienza che ti sta gratificando? Sì, parecchio. Ho imparato molte cose, anche grazie al gruppo FAI. Molte cose. Mi sono sbloccata anche nel parlare, ho fatto diverse conoscenze, sì, è un'esperienza bellissima comunque. Quindi sei soddisfatta? Sì, soddisfatissima.